Protesta silenziosa dei lavoratori del porto Carlo Riva di Rapallo questa mattina di fronte al comune, preoccupazione per le attività e le famiglie che vivono dell'indotto dello scalo. Prove di carico con 4 camion da 44 tonnellate questa mattina a Rapallo per la soletta sul San Francesco. Concluse le verifiche tecniche, la strada riaprirà fra 48 ore circa. 2 steward sulla linea 82 tra Santa Margherita Ligure e Portofino, è il nuovo servizio di ATP per contrastare l'evasione ma anche per aiutare i viaggiatori. L'attività prenderà il via in agosto. Si sono conclusi a Santa Margherita Ligure i festeggiamenti in onore della Madonna della Lettera. Nella chiesa di Corte il vescovo ha invitato ad essere testimoni vivi del proprio essere cristiani. La stagione olivicola premia lo Spezzino, assegnati a produttori di Castelnuovo e Santo Stefano Magra il primo premio per l'extravergine e la DOP, a Zerli il premio al miglior hobbista. Buongiorno a tutti e ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque, come sapete, il porto Carlo Riva di Rapallo è chiuso dalla sera di giovedì scorso, ma del destino dei lavoratori diretti e di quelli dell'indotto nessuno fino ad ora si è occupato. Ormeggiatori, dunque titolari di attività commerciali, dipendenti diretti e operatori delle varie attività connesse con la nautica hanno voluto rimarcare questo stato di cose, protestando silenziosamente questa mattina davanti al Palazzo Municipale di Rapallo, dove si stanno svolgendo riunioni di natura tecnica tra l'amministrazione comunale rapallese e i titolari del porto Carlo Riva per capire come affrontare questa intricata situazione. Il porto, infatti, lo sapete, è stato chiuso per mancanza di determinate dotazioni di sicurezza. Ora sono incerti anche i lavori per la messa in sicurezza definitiva che avrebbero dovuto partire tra 45 giorni circa. Vediamo. Fino ad ora c'è stato il silenzio nei confronti dei lavoratori del porto e oggi i lavoratori in silenzio hanno manifestato tutta la loro preoccupazione per la chiusura del porto Carlo Riva che di fatto ha dimezzato, in molti casi del tutto annullato, la possibilità di lavoro per loro. Questa mattina a Rapallo, davanti al Palazzo del Comune, c'è stata la protesta silenziosa dei dipendenti diretti del porto Carlo Riva, 21 persone, ma non solo. Con loro c'erano anche i titolari delle attività commerciali, sia interne che esterne all'area portuale, che hanno a loro volta dipendenti, degli operatori del porto pubblico, dei marinai imbarcati, dei dipendenti del guardianaggio, 10 persone, tutti incerti sul proprio futuro ma assolutamente certi del presente. Il porto chiuso cancella il loro lavoro. A manifestare solidarietà, oltre ad alcuni dipendenti delle attività del porto di Santa Margherita Ligure, c'era anche l'arciprete della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, Don Stefano Curotto, vicino alla preoccupazione delle famiglie. E fra i lavoratori c'era anche la famiglia Riva con l'amministratore delegato Andrea Dall'Asta ed il figlio Nicolò e la direttrice Marina Scarpino, che stamattina hanno avuto un primo incontro di natura tecnica con l'amministrazione comunale, in primis il sindaco Carlo Bagnasco, che ha salutato i lavoratori radunati sulla piazza passando per entrare in riunione. Molte le domande che aleggiavano fra i lavoratori radunati davanti al Palazzo Comunale, che hanno visto sfumare la possibilità di lavoro generata da circa 900 persone ogni fine settimana e per i quali la presenza temporanea di 56 imbarcazioni era vitale, e che ora temono anche per l'inizio effettivo dei lavori di messa in sicurezza definitiva del porto che avrebbero dovuto essere avviati il 10 di settembre. E intanto questa mattina, sempre a Rapallo, i tecnici del comune e delle ditte incaricate stanno effettuando le prove di carico sulla nuova soletta sul torrente San Francesco. Obiettivo: riaprire la strada all'incirca fra 48 ore. Tecnicamente come state operando? Allora, stiamo operando per fare le prove di carico si usano questi 4 mezzi che sono camion caricati a 44 tonnellate che vengono disposti su uno schema preconfigurato su un impalcato e se ne misurano le deformazioni. Quindi un'operazione che è insomma semplice ma che richiede solo un po' di tempo e un po' di cura. Poi dopodiché si confrontano i valori le frecce che si ottengono, le deformazioni con le frecce teoriche da calcolo. Se tutto corrisponde il ponte viene collaudato. Ecco, come si procede? Prima il carico con i 4 camion e poi successivamente? Allora, diciamo così, prima vengono messi i camion vengono messi 2 camion, si fanno delle misure, poi si mettono gli altri camion e poi si fanno le misure. Alla fine al contrario si tolgono 2, si fanno le misure
e si tolgono gli altri 2 e si fanno le misure. Conseguentemente si ha la lettura della deformazione a ponte carico e a ponte scarico e si vede la cosiddetta freccia elastica, ossia se il ponte ritorna nella sua configurazione iniziale. Questa è una disposizione che è adesso provvisoria, ma semplicemente perché questo ponte non ha mai preso carico, quindi è necessario dargli un po' di peso per fare gli assestamenti del caso, degli appoggi, dei giunti e basta. Terminato il collaudo si può ragionare sulle fasi successive. L'ipotesi è quella di poter riaprire, almeno provvisoriamente, la strada, diciamo, di qui a 48 ore. Diciamo che è previsto la segnaletica e la riapertura della strada tra 48 ore, sì. Quindi questa sarà sicuramente una buona notizia per chi vive e opera in questo settore. Poi i passaggi successivi. Questo è solo la primissima parte di un lavoro mastodontico. È logico, l'opera completa vedrà la luce tra qualche anno. Ora è prevista questa prima fase, poi verrà studiata la fase successiva e collegata per poterla completare. Ecco. Quindi ci sarà bisogno di una valutazione ora sulle tempistiche che faremo concordando con la Regione anche i finanziamenti che ci sono. Ecco, il prossimo pezzo di messa in sicurezza della Foce San Francesco fino a che punto dovrebbe arrivare? Deve arrivare fino alla copertura, alla ferrovia, quindi tutta la copertura attuale, quindi eliminazione del solaio, rifacimento logicamente delle pareti e della nuova copertura. La presenza di nuovi focolai della malattia dei castagni in Val Fontanabuona causati dal cinipide preoccupa gli amministratori. Il Consiglio Comunale di San Colombano Certeno ha approvato all'unanimità un ordine del giorno con il quale sollecita la Regione a coinvolgere le associazioni di categoria, gli apicoltori e la caccia per affrontare il problema. Il tema è stato discusso grazie ad una mozione del gruppo di minoranza Territorio e Sviluppo. L'obiettivo è quello di far sì che gli enti superiori promuovano nuovi lanci di insetti antagonisti al fine di combattere il cinipide. I consiglieri di Territorio e Sviluppo si augurano che anche altri comuni possano trattare la questione in Consiglio approvando un ordine del giorno simile. 2 steward all'arrivo e alla partenza della linea 82 fra Santa Margherita Ligure e Portofino. È il nuovo servizio di ATP per contrastare l'evasione, ma anche per essere di supporto a turisti e residenti. L'attività prenderà il via in agosto e intanto dall'inizio dell'anno in tutto il territorio servito dall'azienda di trasporto sono state elevate 5.000 sanzioni per il mancato pagamento del biglietto. Un servizio che sta dando risultati. Sì, come tutte le estate abbiamo intensificato i controlli a bordo dei nostri mezzi, abbiamo una squadra di 12 verificatori a cui si aggiungono sporadicamente anche altri colleghi e effettuiamo controlli a tutte le ore del giorno. Tengo a precisare che quest'anno abbiamo potenziato la lotta all'evasione nelle ore serali, dove il tasso di evasione, ricordo, è superiore rispetto alle ore diurne. Abbiamo già effettuato 5.000 verbali in questo periodo da inizio anno a fine giugno. Ricordo che chi verrà sorpreso a non pagare il biglietto o a non avere il titolo di viaggio valido sul mezzo incorre in una sanzione di 60 euro se pagata entro i 5 giorni, che diventano 95 euro entro i 60 giorni per poi passare alla riscossione coattiva. Perché è importante monitorare la situazione, questo è anche un ritorno sulle casse dell'azienda. Assolutamente, è un ritorno sulle casse, è un segnale soprattutto. Il mezzo costa in termini di manutenzione, in termini di esercizio e in termini di acquisto ovviamente. Quindi è importante che tutti paghino il biglietto. Come verrà portato avanti nel corso dell'estate? Ci sono particolari situazioni in cui verrà intensificato il servizio? Metteremo degli steward nella zona di Santa Margherita e Portofino. Sarà un servizio costituito da 2 persone che saranno fisse dal mattino alla sera nelle fermate di Santa Margherita e Portofino, che sono le partenze e l'arrivo della linea 82. Questo quando? Per tutto il mese di agosto fino alla metà di settembre, in modo da coprire la stagione più intensa estiva. Questo sarà anche un servizio di aiuto comunque alla clientela. Assolutamente, le persone non saranno solo lì a dire comprate il biglietto, ma dovranno indicare orari, tariffe, tratta e essere proprio un supporto alla clientela.
Vigili del fuoco in azione ieri sera lungo l'autostrada A12 in direzione Genova per un incidente stradale nelle vicinanze dell'uscita di Nervi. Il conducente di un furgoncino ha tamponato la vettura che lo precedeva. L'uomo al volante è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo. I pompieri hanno provveduto ad aprire le porte e a tagliare i montanti della cabina di guida per estrarre il ferito e consegnarlo al servizio di emergenza sanitaria. Il traffico è stato gestito dalla polizia autostradale. Ora in diocesi si è conclusa a Santa Margherita Ligure la festa in onore della Madonna della Lettera. La statua lignea della Vergine ha una storia particolare. Raggiunse il borgo tigullino dopo essere caduta in mare nel golfo di Messina. La messa solenne è stata presieduta dal vescovo. Essere lettere vive per testimoniare agli uomini il messaggio di Gesù. Nella chiesa di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure, il vescovo sottolinea quanto oggi sia importante essere testimoni di Cristo per farlo conoscere e per far arrivare lontano il suo invito. Un vivere il proprio essere in modo così serio e vivo da essere percepito dagli altri, come fece Maria, spiega Monsignor Tanasini, che in una lettera, inviata secondo la tradizione ai messinesi, spinse ad incontrare suo figlio, sollecitando una vita improntata ad un rapporto vivo con il Signore. Le lettere siamo noi, dice quindi il vescovo, perché chiamati ad essere testimoni dell'annuncio di Cristo. La Chiesa ha bisogno di lettere vive, non morte, non rassegnate. Lettere vive vuol dire che vivono sul davvero l'incontro con Cristo, che vivono davvero la parola di Dio, che vivono davvero il partecipare al banchetto di nozze dell'agnello che oggi noi viviamo nell'Eucaristia. Di qui l'esortazione di Monsignor Tanasini a ripensare la comunità diocesana. Oggi, spiega, c'è bisogno di una Chiesa aperta e non chiusa. Una Chiesa non rassegnata, non di basso profilo, non di gesti esteriori. Una Chiesa che vive davvero l'annuncio di Cristo e lo vive per la sua vita. L'iniziativa Adotta una fioriera a Lavagna ha già coinvolto numerose persone, anche residenti altrove. La floricoltura Corsiglia di Paolo Corsiglia, vicepresidente di Coldiretti, ad esempio, ha donato alla città 1000 piante di geranei che sono serviti ad abbellire le aiuole. Abbiamo così potuto migliorare il decoro urbano, è il commento del sindaco Mangiante. Si conclude questa sera nell'area sportiva di San Bartolomeo la 25esima edizione della Festa dell'Olio di Levi. La manifestazione anche quest'anno ha richiamato produttori olivicoli di tutto il territorio regionale. Alla cerimonia di premiazione il sindaco Vittorio Centanaro ha rivolto un appello a tutti gli amministratori: fare rete fra tutti i comuni per promuovere la cura degli uliveti e quindi dei versanti, strumento necessario per preservare l'ambiente anche a fronte di eventi atmosferici avversi. Vediamo. L'annata olivicola rispecchia l'andamento di una stagione meteorologica a doppia faccia. Da un inizio incoraggiante, il ritorno del caldo dopo e il clima ventoso poi hanno lasciato il loro segno anche a livello qualitativo sugli oli prodotti. La situazione si è rispecchiata nelle classifiche del 25esimo concorso olio d'oliva e oliveti, concluso a Levi con la cerimonia di premiazione. Nel caso specifico di quest'anno, infatti, la provincia di Spezia, che con quella di Genova compone il premio, è stata più fortunata e ha potuto esporre degli oli, portare degli oli organoletticamente più in ordine e molto piacevoli, che infatti, pur essendo anonimi, hanno vinto. Nell'estremo levante ligure è andato il primo premio per l'olio extravergine di oliva, vinto dall'azienda agricola Belfiore di Castelnuovo Magra. Gli oliveti ce l'abbiamo nel comune di Castelnuovo, a Sarzana, e nel comune di Lerici, in Baia Blu, proprio partono dal livello del mare e arrivano fin sopra la Baia Blu. Un olio proprio vicino al mare? Sì, un olio molto vicino al mare. La Baia Blu c'è una vista splendida, si vede Porto Venere, è una cosa fantastica. Sempre nello spezzino anche la medaglia d'oro per il miglior DOP conquistata dall'azienda Lucchi e Guastalli di Santo Stefano Magra. Abbiamo una varietà pregiata, la razzola, che è tipica della nostra zona, l'abbiamo valorizzata con la DOP
ed è una grande soddisfazione. Io prima di fare il frantoiano facevo il tecnico in questa zona, conosco le varietà di questa zona, Lavagnina e Pignola che sono gli oli di queste parti, e qui l'olio è un pochino più dolce, più maturo, più delicato. Nella nostra provincia La Spezia invece ha un fruttato più intenso, più erbaceo, un po' più verde, quindi un pochino anche più piccantino. Nel Tiguli invece è stato assegnato il premio istituito per la prima volta per lobbista nella cura dell'uliveto, andato ad un veterano, Giorgio Merione di Zerli Anè. Nel 2005 mi hanno premiato con la medaglia d'argento, nel 2014 con la medaglia d'oro e ora qua a Cuppa, così bevo. Le olive dove ce l'ha? Comune di Ne, dove? Zerli. Per quello che l'olio buono. Le interviste realizzate alla Festa dell'Olio saranno proposte nella puntata di Si può dare di più, in onda questa sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Il borgo storico di Varese Ligure ospiterà la rappresentazione dell'opera lirica Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Sabato 3 agosto alle 21:15 in Piazza Fieschi l'associazione Coro Lirico La Spezia metterà in scena un cast d'eccellenza con la raffinata regia di Loredana Bruno e la direzione del maestro Kentaro Kitaya, fondatore e presidente dell'associazione. Il melodramma in un atto avrà tra gli altri interpreti la soprano Cristina Martufi nelle vesti di Santuzza, il tenore Davide Piaggio che impersonerà Turiddu, Roberta Ceccotti che darà voce a Lola e infine il baritono Andrea Rola che sarà Alfio. L'ingresso è libero. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola "Eroe chi serve", sono le parole dell'ordinario militare Marcianò ai funerali del carabiniere ucciso a Roma. I politici prendano esempio, a Somma Vesuviana la preghiera della vedova del carabiniere, da precisare l'intera dinamica di quanto avvenuto. Altre notizie: nasce l'infermiere di parrocchia, sanità intesa con la CEI a servizio delle comunità. E poi ancora l'iniziativa Rimini, l'inclusione dei disabili e al sole in 8 bagni, in 8 stabilimenti balneari. E poi c'è l'appello dei familiari del gesuita rapito a Raqqa il 29 luglio 2013, dall'olio 6 anni di buio, indagare più a fondo. De Giorgi, vite da salvare, ora le navi tornino in mare. Dalla Gregoretti sono stati fatti sbarcare ad Augusta 16 minorenni. Vediamo all'interno di Avvenire le parole dell'ammiraglio De Giorgi: non è la presenza dei soccorsi in mare a incrementare le partenze dei migranti e il diritto dello Stato a controllare gli ingressi non può svalutare l'opera di chi recupera uomini in pericolo. L'ex responsabile dell'operazione Mare Nostrum rivendica di poter dire anche dei signor no ai politici. Andiamo al secolo XIX che parla di politica. Nuovo ultimatum di Salvini al Movimento 5 Stelle: via la flat tax o governo a casa. Rischio crisi anche sul governo, sul decreto sicurezza bis. TAV, prudenza dell'Unione Europea, ora aspettiamo il voto. E poi c'è la fotonotizia con i funerali del carabiniere ucciso a Roma. Carabiniere ucciso il giorno delle lacrime, il comandante Nistri morto per tutelare tutti noi. Carige, oggi arriva alla Banca Centrale Europea lo schema del salvataggio. L'ultimo atto prima dell'Assemblea ha previsto un consiglio di amministrazione di soli 7 membri. Meteo negativo in Riviera, pochi turisti a luglio e agosto è tutto da verificare. All'interno del secolo XIX, da Rezzo Aglio vende ecstasy e anfetamine al rave del lago, ora in cella. In manette finito un 33enne con molti precedenti. I carabinieri hanno sequestrato LSD e vari anfetamina. Sempre dal secolo XIX, area marina di Portofino riprende il progetto Idra con studi sui fondali e sui sub. Un team di esperti raccoglierà dati sui fondali e il comportamento dei subacquei ricreativi. L'utilizzano mezzi a propulsione a zero impatto ambientale. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione, dove oggi per noi c'è Maurizio Garreffa. Grazie Emanuela, un saluto a tutti. Un flash di cronaca, un incidente che è avvenuto questa mattina in A12 tra Deiva Marina e Carrodano in direzione di La Spezia. 2 le macchine coinvolte, per fortuna senza gravi conseguenze. Una vettura ha tamponato un'auto ferma in galleria per un problema tecnico e si è ribaltata. L'autista del mezzo fermo non ha riportato ferite perché si trovava all'esterno della sua auto. Ferita in modo lieve invece la ragazza al volante della vettura ribaltata e portata al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto la Croce Rossa di Riva Trigoso, la Croce d'Oro di Deiva, l'automedica del 118 di Lavagna, la polizia stradale e i vigili del fuoco.
È tutto, a te la linea. Grazie, terminiamo così questa edizione di Tigulli Oggi, la prossima andrà in onda alle 19:15. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.